Da qua sopra non si vede nulla. C'è chi dice è là sotto e non resta che crederci. Di notte, accostando l'orecchio al suolo, alle volte si sente una porta che sbatte. Terra aspra e battuta dal vento, roccia e scogliere che scivolano giù, di colpo dentro il mare. In questa estrema insenatura dell'Adriatico, antico Caput Adrie, inizia la storia di Trieste. Forse da un castelliere, uno dei molti villaggi fortificati costruiti sulle alture del Carso nell'età del bronzo, XVI secolo a.C., e legato a un importante spazio di transito e di commercio. Un'ipotesi che il nome Tergeste, derivato o mediato dalla lingua dei Veneti antichi, testimonierebbe, indicando un'area dove, grazie a una rete di piste protostoriche e agli approdi sulla costa, più facile era fare mercato. Forse, come dice il geografo greco Strabone, da un frurion, un luogo fortificato per un confine da sorvegliare. Tra le molte ipotesi, la certezza, data da fonti e reperti, che Trieste nel I secolo a.C. è una colonia di Roma. Roma, da tempo presente nella pianura padana e nelle terre dei Veneti, con i quali aveva stretto un forte patto di alleanza, iniziando poi ad allargare la sua sfera di influenza su nuovi territori, a nord, oltre Alpe, e verso est. Dell'impianto romano, ciò che oggi rimane nel tessuto della città moderna, imponenti resti o frammenti strappati alla terra, ci permette di ricostruire in parte la forma, condizionata dal difficile ambiente naturale, che nel tempo venne data alla città. All'apice del Colle di San Giusto, ecco i luoghi del sacro e della politica, con i templi e con la basilica civile dove amministrare giustizia e trattare affari. Architetture urbane ricche di simboli ed espressione di precise gerarchie di potere. Aperto alla visione del mare, il Foro, spazio di una comunità che qui celebrava il ricordo del suo passato, attraverso complessi apparati decorativi e monumenti a personaggi illustri che dovevano esortare ed insegnare. Esempi ai quali riferirsi per il futuro. Il pendio scosceso viene sistemato con dei terrazzamenti digradanti verso la linea di costa ed il consueto, razionale criterio che i romani utilizzano per dividere lo spazio secondo assi rettilinei permette il massimo sfruttamento edilizio. Attorno a un reticolo di strade, molte a gradoni, si costruiscono le abitazioni e si innalzano altri luoghi di culto. E poi piazze e botteghe, officine di produzione, taberne ed acquedotti, uno dei quali, lungo quasi 17 chilometri, riforniva la città portando acqua dalla Val Rosandra. Vicino al mare, il teatro. E lungo l'antica linea di costa, diversa e più arretrata rispetto a quella di oggi, un sistema portuale complesso,
con banchine, moli. E magazzini, nei quali depositare le merci scaricate dalle navi. Ai bordi delle due principali strade che uscivano dalla città, una verso Aquileia, l'altra verso l'Istria, si allineavano le necropoli. Verso ovest, costruzioni residenziali di rango punteggiano la costa, mentre in direzione del Golfo di Muggia, con una continuità che i secoli hanno solo in parte modificato, accanto alle case, molti sono gli impianti produttivi che lavorano per un vivace mercato. Cosa resta oggi di quella città che tra I e II secolo d.C. raggiunge il suo periodo di massimo splendore? Accanto a reperti conservati nei musei, a resti monumentali, a quanto nuove indagini archeologiche hanno fatto emergere dalla terra, molto è ancora nascosto nell'aggrovigliato tessuto di case, nelle strette vie che salgono e scendono dal colle di San Giusto, sotto palazzi che celano ciò che scavi tra 800 e 900, hanno messo in luce e poi interrato per sempre. Una città invisibile, frammenti da ricomporre. Le più antiche testimonianze di Trieste romana arrivano da queste iscrizioni esposte nel lapidario tergestino e databili al 33-32 a.C., quando Ottaviano, non ancora imperatore con il nome di Augusto, dopo una serie di campagne militari contro la turbolenta popolazione dei Giapidi ai confini orientali del nostro territorio, ristabilita la pace, dà ordine di erigere a difesa della città mura e torri. Cum ergo is rationibus erit salubritatis menium collocandum. Il luogo prescelto per la fondazione delle mura deve trovarsi in territorio fertile, sì da garantire con abbondanti raccolti il sostentamento della popolazione. Quale fosse il circuito delle mura di Trieste romana è ancora questione non risolta. I resti che emergono non sciolgono i dubbi degli archeologi. Forse seguivano il percorso di quella che oggi è Via Rota, che a scalini scende dal Colle di San Giusto. La Quinta delle Case potrebbe nascondere l'antico allineamento delle mura? O forse questa struttura che Via del Seminario conserva è ciò che rimane della cinta muraria del I secolo a.C., che una volta dismessa venne riutilizzata come terrazzamento? Era da qui che alle spalle del teatro entrava in città la strada che proveniva da Aquileia e che oggi ricalca per il suo ultimo tratto Via Donota. E della cinta tardo-antica tra fine IV e inizio V secolo resta poco distante un frammento di torre, eretta utilizzando anche materiale prelevato da edifici romani in disuso per proteggere la città dalle incursioni di popoli barbari sempre più frequenti. Resti dell'antico tessuto urbano sono emersi poi da scavi del 1999 che hanno messo in luce questa struttura monumentale con 4 pilastri in calcare, decorati da girali vegetali con colonne scanalate addossate agli spigoli. Un arco monumento eretto a cavallo del tracciato stradale antico, databile alla prima metà del I secolo d.C.,
che occupava una posizione chiave su un terrazzamento artificiale vicino a quello che doveva essere un altro foro con funzioni commerciali, aperto verso il porto, con una scenografia tipica delle città romano-ellenistiche dell'Asia Minore, area con cui Tergeste Romana aveva intense relazioni. Ed è ancora la città vecchia a conservare forse una delle porte della Trieste romana, l'Arco di Riccardo, che deve il suo nome ad una leggenda che voleva qui la prigione di Riccardo Cuor di Leone, passato da queste parti al ritorno da una crociata. Leggenda che nasce probabilmente da una storpiatura della parola ricario, magistrato medievale che aveva sede poco lontano. Antiche storie a parte, rimane quasi avvolto da case che ne celano una parte questo fornice in pietra di Aurisina, fatto risalire alla metà del I secolo d.C. Ulteriori scavi hanno messo in luce alcuni resti delle mura tardoromane di IV secolo, quando l'Arco di Riccardo, preceduto da una torre o da un avancorpo di difesa, diventa effettivamente una porta sotto la quale passava la strada che proveniva dal porto e si dirigeva alla sommità del colle. Nuovo ingresso monumentale al decumano della città? O quello altrettanto imponente che portava al recinto di un luogo sacro rivelato da scavi archeologici poco lontano e interpretato come tempio della Magna Mater o di Cibele? Ancora frammenti della città invisibile. Facile da difendere e con un controllo che dall'altipiano spaziava su tutto il golfo. Un versante soleggiato e soprattutto protetto dai forti venti di nord-est. Gli architetti romani scelgono per Trieste uno spazio dalle molte opportunità. Una ricca decorazione a girali e rilievi d'armi. Accanto un'antica colonna inserita nelle murature medievali di San Giusto. Altre alla base del campanile. Salendo, all'interno della struttura, un rilievo con 2 grifoni. In mezzo, nel gesto di versare da bere, un giovane alato. Orto lapidario. Un cunicolo che scende nella terra e i resti ancora più nascosti di una scalinata. Una cuspide triangolare con un'aquila, un pavone e la mitologica Medusa, simboli sacri a Giove, Giunone e Minerva. L'enorme base di un monumento equestre dedicato a Valerio Festo Quirinale, proconsole della provincia d'Asia. Frammenti per ricostruire ciò che oggi la cattedrale di Trieste nasconde. Che cosa avrebbe visto, infatti, chi, come noi oggi, saliva una ripida strada che dal porto e dalla città bassa portava quassù, con un tracciato che ricalca quello odierno di Via della Cattedrale.
Un ingresso monumentale, un propileo, con una scala centrale e ai lati 2 avancorpi con colonne corinzie che reggevano una ricca decorazione con fregi d'armi e plinti e a carattere sacro sul lato interno. Una costruzione in calcare di aurisina, materiale riservato ad edifici di rango, che celebrava e insieme racchiudeva un'area sacra. Forse dedicata alla triade capitolina, Giove, Giunone, Minerva, che i 3 simboli della cuspide identificano e che il vecchio nome di Caboro, da Capitolium dato alla zona, testimonierebbe. Forse qui c'era un tempio che celebrava il culto imperiale. Forse. Gli scavi archeologici compiuti non hanno infatti potuto chiarire fino in fondo la forma e soprattutto la funzione di questo edificio. E alcuni studiosi sostengono che l'area del Tempio Capitolino fosse quella su cui si impostò poi il castello. Ma anche qui le costruzioni medievali hanno cancellato in modo definitivo ogni eventuale testimonianza degli edifici antichi. Resta il carattere sacro del luogo, che tale è rimasto nel tempo con la sovrapposizione prima di una basilica cristiana del V secolo, sulla quale tra il 1000 e il 1100 sorgono 2 chiese parallele poi unite e dalle quali nasce l'impianto trecentesco dell'attuale cattedrale. Ciò che il tempo non è riuscito a cancellare è lo spazio scelto dagli architetti romani per costruire il complesso della Basilica Civile, dove recuperando antichi frammenti sono stati ricostruiti in parte gli alzati delle colonne, e del foro, una piazza di 70 metri per 30, non molto grande, ottenuta in parte spianando la roccia del colle e in parte creando degli elementi di sostruzione. Straordinaria era la grandezza della Basilica Civile, lunga 88 metri e larga quasi 24, che probabilmente per il clima difficile ospitava al suo interno molte delle attività legate al foro e che normalmente si svolgevano all'aperto. Divisa in 3 navate, l'aula centrale era alta 2 piani, tutta circondata da un doppio colonnato con balaustra. Qui si tenevano riunioni pubbliche, si amministrava la giustizia e si svolgevano transazioni economiche. Vi si trovava certamente la curia, dove si gestiva la vita cittadina. Dal complesso forense arrivano le teste di Giove e della Medusa, conservate nel lapidario tergestino del castello, molto simili a quelle ritrovate ad Aquileia, a Pola e a Zara, sistemate forse tra le colonne del primo e del secondo livello della balaustra, che alle teste delle divinità alternava ghirlande sorrette da amorini. Camminare nell'intrico di stradine che salgono e scendono dal colle di San Giusto al mare, guardando nelle corti, tra le ombre di un'androna o di una piccola piazza, tra i muri sbrecciati delle case. Capire come crolli, macerie ed abbandoni abbiano modificato prima e nascosto poi quella che in antico era la vita stessa di Trieste romana e dei suoi abitanti.
Igituris, qui comuni sunt fortuna, non necessaria. È logico che alle persone comuni non servono vestiboli o tablini o splendidi atri, dato che sono loro a rendere visita di omaggio. Dai luoghi del sacro e del potere alle abitazioni, alle domus, come quella di Piazza Barbacani, edificata nel I secolo d.C. vicino all'Arco di Riccardo, nel cuore della città vecchia, e che scavi molto recenti hanno iniziato ad indagare. Un'abitazione signorile molto estesa, tanto che gli archeologi hanno ipotizzato che i resti ritrovati più in basso in piazza Trauner e ancora più a valle nello scavo di Crosada siano parte dello stesso complesso. Il materiale più usato per costruire i muri erano blocchetti di arenaria legati con malte. Raro l'uso di mattoni. Coppi e tegole erano utilizzati per i tetti. Attorno ai cortili, come nel modello molto diffuso in centro Italia, si sviluppavano i diversi ambienti. Una casa chiusa in se stessa. Il pendio del colle viene sfruttato e assecondato con soluzioni particolari, tanto che le stanze avevano livelli diversi. Tra le macerie, usate in antico per riempire gli ambienti che non si utilizzavano più, sono emersi questi frammenti di affresco, decorazione tipica per un'abitazione di lusso. La scelta dei motivi, foglie, fiori, uccelli, rappresentazione di un giardino fiorito, o questo mitologico grifone, o l'elegante danza di una menade del corteo di Baco, l'utilizzo di tinte come il rosso cinabro, raro e costoso, testimoniano la volontà del proprietario di rendere particolarmente fastosa un'abitazione che ha restituito, accanto a suppellettili costose come questa lanterna in bronzo, ceramica più semplice, piatti, pentole, casseruole e tegami per cuocere. In città e nelle abitazioni il rifornimento idrico era assicurato da pozzi o da acqua corrente che arrivava dagli acquedotti. L'unico di cui restano cospicui resti è quello della Val Rosandra, con un percorso che iniziava ai piedi del Monte Carso con la Fons Oppia, dove le acque del torrente Rosandra e poi le sorgenti di Crogole e Dolina erano incanalate e fatte scorrere in una conduttura alta circa 1 metro, realizzata con pietre squadrate e mattoni e con un rivestimento impermeabile in malta e frammenti di laterizi. Le dimensioni consentivano un flusso giornaliero stimato di 5.800 metri cubi d'acqua. Sulla volta, a distanze variabili, erano aperti dei pozzetti come questi, visibili nell'antiquarium di Borgo San Sergio, che permettevano la pulizia e il controllo del canale, che qui in parte è stato scavato nello strato di roccia, in parte realizzato con blocchi irregolari di arenaria legati con malta. La pendenza era dolce, calcolata di 1 per 1000. L'acquedotto raggiungeva poi via dell'Istria, San Giacomo, via San Michele. Un ramo entrava in città dalla parte del Colle di San Giusto, mentre l'altro, attraverso via della Galleria, che deve il suo nome ad una parte della conduttura nascosta sotto il manto stradale, scendeva per un tratto di via della Cireria, via della Valle, fino a giungere in via del Bastione e al Fontanone di Cavana, cuore della città vecchia di Trieste. Sed procul, inclusas audit ridere puellas. In lontananza, però, sentì le risate di ragazze isolate, dove un boschetto sacro formava una radura circolare ombrosa, il sito segreto della dea, le fonti sacre delle donne e i riti non rivelati mai agli uomini, senza castigo. Una lastra in pietra e un'iscrizione. Lucio Apisio, Tito Arunzio,
A spese pubbliche fecero costruire il sacello. Barbia Stadium, Liberta di Lucio, donò alla Bona Dea. 2 bacili in pietra databili alla fine del I secolo a.C., dedicati al culto della Bona Dea, una divinità di cui non era lecito pronunciare il nome vero. Frammenti di un luogo sacro, oggi invisibile, che il centro della città moderna nasconde sotto strade piene di traffico, sotto le fondamenta di palazzi tra via Santa Caterina e via San Lazzaro. Rimangono piante e foto d'epoca dei primi del Novecento, quando tornarono alla luce i resti di un tempio molto semplice, dedicato a una divinità che semplice non era, salutare e terapeutica, dispensatrice di potenti rimedi, invocata perché concedesse alle donne il dono di procreare e alla terra di essere fertile. Il culto, misterico, era probabilmente riservato soltanto alle donne, alle domine, aristocratiche signore, appartenenti alle famiglie di rango, forti nel tempo saranno i legami con le cerchie imperiali, e alle schiave o alle schiave liberate, le liberte, che ne erano ministre o magistre, le sacerdotesse. A San Sabba, rione di Trieste, la città diventa periferia e convive con le architetture industriali del secolo scorso. Proprio qui, alla fine dell'Ottocento, vicino ad una costa oggi quasi invisibile, sono stati ritrovati antichi resti interpretati per decenni come quelli di una fullonica, una sorta di industria tessile dell'antichità. Ipotesi recenti parlano invece di un impianto per la spremitura delle olive, costruito vicino al mare, collegato ad un'abitazione e a un approdo. Di questo spaccato di vita lontana restano solo frammenti, come questa raffinata testa di donna. Molti dovevano essere i frantoi di Trieste, con un'attività che continua dal I al VI-VII secolo d.C. Ancora una volta, sono i recenti scavi che hanno interessato la città vecchia ad aver riportato alla luce ciò che resta di una di queste strutture. Molto tarda, datata tra la fine del V e inizio VI secolo d.C., sempre nell'area di Via dei Capitelli, percorso importante che collegava costa e porto con il Colle di San Giusto. Restano tutti gli elementi che costituivano il torchio a leva. Il blocco in calcare, dove venivano inseriti i pali che dovevano sostenere il prelum, la trave centrale. Il peso che la faceva abbassare. La vasca di raccolta dell'olio. Il blocco con una scanalatura che ne permetteva lo sversamento. I resti di una banchina del porto, oggi lontana dalla linea di costa, che in epoca romana correva non molto distante dalla base del Colle di San Giusto. Un altro frammento della città invisibile.
Le strutture portuali, dice Vitruvio, devono essere progettate per poter offrire alle navi un rifugio sicuro in caso di tempeste. Regole seguite anche a Trieste, che aveva un sistema di banchine e moli con alle spalle magazzini per il ricovero delle merci. Tutto intorno, consiglia ancora Vitruvio, vanno costruiti porticati o arsenali con accesso agli empori e innalzati dall'una e dall'altra parte del molo d'ingresso delle torri, da cui poter tendere per mezzo di argani le catene. Chissà se la lanterna, primo faro della Trieste austriaca entrato in funzione nel 1833, ne nasconde una. Cum forum constitutum fuerit, costruito il foro, si passa alla scelta del luogo, il più salubre possibile, dove costruire il teatro. Ciò che resta della statua di Venere. Un frammento rimane di Bacco. E poi Esculapio, patrono dell'arte medica, legato all'acqua risanatrice, con Igea, sua compagna e dea della salute. E ancora Apollo e un sileno sdraiato. Minerva, la dea protettrice delle arti. Vicino, quasi a guardarli, il busto di un alto ufficiale, forse Quinto Petronio Modesto, triestino di nascita, procuratore dell'imperatore Traiano, ricordato in 3 epigrafi come colui che ristrutturò il teatro. Teatro che, nascosto dalle stratificazioni lasciate dal tempo e dalle case sovrappostevi nei secoli, torna alla luce negli anni 30 del secolo scorso, in una zona che nasconde nel toponimo Rena Vecia, Arena Vecchia, la sua antica presenza. Come per altri edifici, anche qui viene sfruttata e modificata la pendenza naturale del terreno. E così dobbiamo immaginarlo nel suo periodo di massimo splendore, dopo gli interventi di Quinto Petronio Modesto, nei primi anni del secondo secolo d.C. La cavea, lo spazio diviso a gradini e destinato agli spettatori, segue in parte la linea del colle. Attorno al suo perimetro un corridoio ad anello con 2 passaggi, i vomitoria, che permettevano di raggiungere la parte alta delle gradinate. Tutt'attorno un poderoso muro perimetrale che raggiungeva una quindicina di metri di altezza. Vicina al palcoscenico, il proscenio, c'era l'orchestra.
la zona riservata alle personalità di rango che più da vicino potevano seguire gli attori e godere di una scena riccamente decorata con intonaci dipinti, marmi colorati e statue divine. Colori, architetture e statue, il rigido ordine dei posti. Tutto diventa immagine riflessa della società del tempo. Diventa una sorta di microcosmo dove ognuno, statue di divinità, imperatori, uomini di potere o semplici cittadini, ha ed è al suo posto. All'esterno, lungo la Porticus post scenam, la visione del mare, da cui il teatro era separato solo dalla strada litoranea. Sul versante occidentale del Colle di San Giusto, via Donota ricalca il percorso dell'antica strada che collegava Trieste ad Aquileia. Una parte dell'area è stata oggetto tra il 1980 e l'85 di un intervento di recupero urbano che ha permesso di indagare nuovi e fondamentali resti per la conoscenza della città romana e di quella medievale che proprio qui, nel XII secolo, costruisce, scandita da torri, la sua cinta muraria. E il tempo ha conservato, strato dopo strato, anche i frammenti di quella che tra la fine del I secolo avanti e gli inizi I secolo d.C. è un'abitazione costruita su più livelli. Poi la destinazione degli spazi cambia. Sulla casa ormai abbandonata e crollata viene costruito un grande recinto funerario con un monumento centrale per una ricca famiglia del II secolo d.C. Nel tempo, tra IV e V secolo, all'interno e all'esterno del recinto ancora tombe, a cassa, a fossa o deposizioni in anfore utilizzate queste soprattutto per le sepolture di individui molto giovani. Un sepolcreto che occupa una parte evidentemente abbandonata della città e che fino al VI secolo continua a riempirsi, stavolta in modo caotico, di nuove tombe. Molte sono quelle di bambini. E di una bimba di 3-4 anni era anche la tomba scoperta in via Crosada in un sepolcreto datato attorno al III secolo d.C. La piccola fu adagiata su un letto di conchiglie. Una lucerna le avrebbe illuminato la strada verso il mondo delle ombre. Un dado avrebbe ricordato i suoi giochi e insieme la casualità che regolava vita e morte. Del corredo, reperto raro ed eccezionale, faceva parte anche un uovo, simbolo antichissimo di rinascita. Pratica assai diffusa nel Medioevo, il riutilizzo in modi diversi di ciò che in rovine o frammenti resta dell'antico: marmi, capitelli, epigrafi, statue, colonne, vengono inseriti nelle nuove costruzioni e spesso rilavorati e reinterpretati. E nel 300 questa stele dei Barbi, monumento funerario di una delle più ricche e importanti famiglie di mercanti italici, viene utilizzata nel portale della cattedrale di San Giusto. Non solo. La pietra viene segata a metà e disposta in versi contrapposti, in modo da avere i lati più rifiniti verso l'interno. La famiglia dei Barbi
era ben documentata anche ad Aquileia e in Istria, attiva nello sfruttamento di importanti latifondi e nei traffici transalpini. L'ultimo ritratto, in basso a destra, che l'epigrafe dice essere la Liberta Tullia, viene trasformato in quello di San Sergio, con l'aggiunta di aureola ed alabarda. Il plastico di una residenza antica vicina alla costa. Mosaici di I secolo d.C. Tessere bianche e nere che disegnavano pavimenti geometrici di gusto raffinato. Manufatti di altissima qualità tecnica, realizzati da maestranze probabilmente non locali. E poi frammenti di mattoni con il bollo di una grande famiglia dell'aristocrazia romana, i Crispini, di cui faceva parte Calvia Crispinilla, personaggio delle élite di potere a Roma, discussa e chiacchierata, ricordata da Tacito come maestra per i piaceri di Nerone, forse un'imprenditrice donna in un mondo al maschile, che doveva l'enorme ricchezza a possedimenti sparsi in tutto l'impero. E ancora il corpo spezzato di un giovane uomo reso in marmo, il diadumeno, l'atleta che si cinge il capo con la fascia della vittoria. Ancora frammenti della città invisibile, di una villa costruita fuori dalla città e i cui resti vennero alla luce alla fine dell'Ottocento, quando il piccolo villaggio di Barcola sulla costa a nord-ovest di Trieste fu trasformato in zona residenziale. Vennero recuperati reperti e mosaici, si disegnarono rilievi e piante e poi quanto emergeva dalla terra fu coperto e nascosto per sempre. Un complesso grandioso, che dal mare saliva il declivio della collina, con livelli successivi, in uno spettacolare effetto panoramico, con ambienti che ostentavano lusso e potere. Forse la villa era quella di Valerio Quirinale, prefetto della flotta di Ravenna che Nerone costringe al suicidio nel 56 d.C. Forse poi lo stesso imperatore, seguendo una consolidata prassi, la offre a Calvia Crispinilla. Forse. Splendido doveva essere il giardino. Ne descrive uno Plinio il Giovane in una sua lettera. Gestazio, buxo, autorore. Il viale è bordato di bosso e di rosmarino lì dove il bosso non cresce. Infatti, dove è protetto dal tetto cresce rigoglioso, mentre quando è a cielo aperto e in battuta di vento, gli spruzzi dell'acqua di mare, per quanto vengano da lontano, lo fanno seccare. Lungo il margine interno della passeggiata, una vigna ancora giovane ed ombrosa, tenera e cedevole al suolo, anche sotto i piedi nudi.
Il giardino è ricoperto in abbondanza da gelsi e fichi. Questa è la vista non inferiore a quella del mare. Da qua sopra non si vede nulla. C'è chi dice è là sotto e non resta che crederci. Di notte, accostando l'orecchio al suolo, alle volte si sente una porta che sbatte.